Siamo tornati in studio, è il momento adesso di parlare di basket. Le Lupe di San Martino vittoriose anche nella sfida di ieri. Ne parleremo stasera con Riccardo Andretta che è tornato a trovarci. Ciao Riccardo. Ciao Gianni, buonasera. E al tuo fianco Luciano Stoppa, responsabile del settore giovanile delle Lupe Basket. Buonasera Luciano. Buonasera. Allora andiamo subito a vedere nel dettaglio innanzitutto risultati e classifica di questa settima giornata del campionato di Serie A1, una giornata nella quale le Lupe hanno vinto, vittoria anche per Venezia su Battipaglia 82-60, Sesto ha battuto Costa Masnaga 72-66, vittoria esterna per Lucca 78-71 a Torino. Bene lo Schio 90-69 in casa della Palermo, detto della vittoria di Villa San Martino su Bologna 78-72, Empoli batte Broni 81-70, Vigarano batte Ragusa 77-73. Andiamo a vedere adesso la classifica perché c'è un quartetto di squadre in testa in virtù dei risultati che abbiamo appena visto. Tra le squadre in testa c'è anche il Fila San Martino con Ragusa, Venezia e Schio a 12, Lucca 10, Sesto San Giovanni, Vigarano, Empoli a 8, Broni 6, Costa Masnaga 4 punti, chiudono Palermo, Torino, Bologna con 2 punti, Battipaglia 0. Vado subito da Riccardo Andretta. Allora Riccardo, vittoria 78-72, una vittoria che è costata la panchina peraltro al tecnico di Bologna. Sì, è notizia proprio di oggi pomeriggio, Giancarlo Giroldi purtroppo è stato esonerato dalla panchina della Virtus, al suo posto il coach padovano, ex Reyer Venezia Andrea Liberalotto. Dispiace perché comunque Bologna se l'è giocata, è arrivata a San Martino anche con 2 assenze pesanti come Dalì e Williams, e ciononostante comunque è riuscita a rimanere in partita fino alla fine. Come capita a volte alla prima uscita dopo la sosta, le Lupe hanno faticato un attimo all'inizio a ritrovare il ritmo, poi avevano anche fatto bene, erano andate a più 18 a 4 minuti dalla fine, forse nel finale un po' di relax anticipato, Bologna è stata brava a crederci, è tornata sotto, però comunque è stata una vittoria netta e meritata per le Lupe che hanno avuto una grande Angie Bjorklund da 35 punti, prestazione che tra l'altro è un record in Serie A1 per il campionato di A1 di quest'anno e anche un record nella storia di San Martino da quando gioca in Serie A1. Partita storica, stiamo vedendo le immagini di quello che è accaduto ieri, San Martino che nella parte centrale ha allungato su Bologna, poi nel finale qualche disattenzione con coach Abignente che non le ha mandate a dire alle sue ragazze, riprendendole in un paio di occasioni e portandole poi a ritornare a giocare ai consueti livelli. Partita comunque mai in discussione, un ottimo allenamento anche in vista delle sfide che vedrà le giocatrici giallonere impegnate contro squadre magari di superiore caratura tecnica. Andiamo adesso a sentire una delle protagoniste di questa sfida, intervistata al termine del match, Elena Fietta. Sentiamo che cosa ha detto al termine di questa sfida finita con la vittoria per le Lupe. Dopo la pausa non è mai facile rientrare, infatti ci sono stati dei momenti di cali di concentrazione che, anche se abbiamo caricato un pochino a livello di fisico questa settimana, dovevamo essere in grado di tenere a livello mentale. Ci aspetta una settimana difficile perché Lucca è una buona squadra e dobbiamo provare a ritrovare la continuità che avevamo prima della pausa. Questa partita è stata complicata sotto più punti di vista. Loro sono molto brave a giocare in 1 contro 1, ad attaccare canestro, hanno un paio di giocatrici molto buone e quindi sì, dovevamo essere più brave ad aiutarci in difesa. Lavoreremo su questo. In attacco le nostre soluzioni classiche non sono entrate, quindi ci abbiamo messo un pochino a provare a trovare altre soluzioni, però dai, alla fine l'importante è il risultato ed è quello che conta. Analisi lucida di Elena Fietta. Settimana prossima si va a giocare contro Lucca. Riccardo, partita tutt'altro che facile. Tutt'altro che facile, Lucca è probabilmente la squadra rivelazione di questo inizio campionato, la sorpresa più positiva. Ha una squadra molto giovane, molto rinnovata, però sono comunque giocatrici di talento e hanno un coach che è abituato a lavorare con le giovani, è bravo, preparato. E sicuramente non sarà una sfida semplice anche perché il Palatagliate di Lucca è da sempre un campo ostico. Sarà partita importante non solo per San Martino ma anche per tutto il campionato perché Lucca è la squadra più vicina al quartetto di testa,
dovesse vincere il fila si verrebbe a creare una piccola frattura, forse il primo vero allungo del quartetto di testa, già qualche valore si andrebbe a delineare. Andiamo invece adesso da Luciano, allora responsabile del settore giovanile che è alla base del grande progetto Lupe, peraltro della formazione di A2, perché il Fanola insomma è dedicato al progetto e allo sviluppo del settore giovanile. Come sta andando questo progetto che mette comunque giocatrici giovani a ridosso e a livello di insomma grandi squadre in A2? Sì. Questo è il nostro progetto, ci siamo trovati in A2 quasi improvvisamente. E col presidente Giuliani ci siamo detti: e adesso cosa facciamo? Con una squadra in A2 e una in A1, vediamo. Abbiamo dato un'indicazione, tutte ragazze giovani, dove i maggiori prospetti potevano migliorare col tempo, e questo fino ad ora ci ha dato un buon risultato, perché le varie Kiss, Fietta, Fassina, adesso Toffolo e Pasa sono già nel giro della 1, e altre ragazze che si stanno approntando a questa, quindi è una bella soddisfazione per la società sicuramente. Ecco, noi le vediamo in campo, però dietro quanto lavoro c'è, quali sono i numeri di questo settore giovanile giallo-nero? Peraltro alcune erano in tribuna ieri durante la sfida contro Bologna. Sì, abbiamo un buon pubblico di giovani che ci segue, quindi è una bella soddisfazione questa. Noi abbiamo 7 squadre giovanili, 2 under 18, 2 under 16, 2 under 14, 2 under 13, quindi copriamo tutto l'arco del settore giovanile. Questo dà tantissimo impegno, per fortuna abbiamo tanti collaboratori che ci seguono, dirigenti che seguono le squadre, quindi ci dividiamo un po' il lavoro, insomma, ecco. Ecco, adesso un altro impegno importante, è quasi una sorpresa, ma visti i risultati non credo sia sorprendente il fatto che San Martino sia stata scelta tra le 8 squadre che parteciperanno alla Next Gen Cup in occasione, insomma, di questa prossima competizione Under 18. Si parte a Bologna il 30 dicembre, poi in caso di passaggio del turno, semifinali e finali a Pesaro il 15 e 16 febbraio 2020. Un altro tassello della crescita giallonera. Sì, c'è stata un po' di sorpresa, però una grossissima soddisfazione che pone la società nelle prime 8 in Italia. Quindi un merito va alla società, agli allenatori che hanno lavorato tantissimo in questi anni, quindi insomma ci ripaga un po' delle fatiche. Peraltro San Martino, ma anche Costa Masnaga, Venezia, Sesto San Giovanni, Battipaglia e La Spezia tra le squadre che insomma si contenderanno il passaggio al turno successivo di questa manifestazione Under 18, quindi comunque squadre di alta caratura. Torno da Riccardo. Riccardo, guardiamo avanti adesso, sarà una settimana importante in campo ma non solo, c'è un appuntamento molto prestigioso venerdì. Sì, già venerdì sera a San Martino di Lupari, al ristorante da Belie, c'è la seconda edizione del Galà dello sport di San Martino di Lupari, organizzato dall'associazione White Box con il supporto del comune di San Martino di Lupari, presentata dal nostro comune amico di fede granata e giallonera Pierluigi Basso. Un'occasione importante con tanti ospiti importanti, ci sarà anche un paio di premiazioni per le lupe, perché ci sarà premiata proprio Francesca Pasa come simbolo del lavoro che San Martino sta facendo con le giovani, e anche Remo Gardella, storico dirigente, collaboratore, uno di quei volontari che meglio esemplificano la passione che porta avanti il basket sammartinaro. E sicuramente quindi sarà una settimana intensa, poi ci sarà la sfida contro Lucca e si tornerà poi la settimana successiva tra le mura amiche del Palalupe, vedremo insomma e continueremo a seguirlo. Riccardo, Luciano, noi vi ringraziamo, però ci salutiamo con le immagini più belle di quella che è stata la partita di ieri, insomma per rivivere le emozioni di Lupe Basket contro Virtus Bologna, e poi torniamo in studio per i saluti finali. What they talk about in movies.